Le locali dell'Union Volley Jesolo in divisa nera, allenate da Cristiano Pavoncelli e Denis Franzo, schierano Beatrice Polesel alzatrice, l'opposto Benedetta Carnio, il capitano Ilenia Bars ed Elisa Costantini schiacciatrici, Marta Dei Rossi e Maria Elena Montagnier centrali, Alessia Manprin libero. Le ospiti dell'Asolo Volley in maglia bianca, guidate da Egidio Favero, giocano con l'alzatrice Francesca Simonetti, il capitano Chiara Panazzolo opposto, Sonia Gatto e Susanna Favaro schiacciatrici, Alice Andreatta ed Erika Maggiotto centrali, Federica Cecchin libero. Asolo parte bene, avvantaggiandosi sul 6-1 con le battute incisive di Chiara Panazzolo che causano seri problemi alle jesolane. Le locali si sbloccano con Bars e Costantini, ma le trevigiane replicano con Gatto e Panazzolo mantenendo il vantaggio fin sull'11-6, quando un'invasione e 2 errori in attacco rilanciano Jesolo sull'11-10. Per le giovani tutto nere si spegne la luce, il servizio della Panazzolo manda in crisi la ricezione veneziana che infila errori su errori, alla Polesel non arrivano palloni giocabili, davanti Costantini e Carnio sono praticamente nulle. Asolo stordisce l'Union con un travolgente parziale di 9-0, volando sul 20-10. Jesolo mette in rete altri 2 attacchi, le ospiti colpiscono con un primo tempo e una bella fast di Erika Maggiotto, chiudendo agevolmente la frazione sul 25-13 col mani fuori di Sonia Gatto. L'avvio della ripresa vede crescere l'Union in ricezione e in attacco. Ilenia Bars si prende la responsabilità di finalizzare in contrattacco spingendo le veneziane sul 6-1. Asolo sembra aver smarrito le certezze iniziali in ricezione. L'esperienza di Gatto, Favaro e Andreatta permette alle ospiti di restare in scia, ma non basta ad annullare il divario, oscillante dai 2 ai 4 punti. Cresce l'efficienza delle centrali jesolane, servite con precisione dalla Polesel. La Bars è sempre una garanzia. Un mani fuori della Gatto e un'invasione dell'Union rimettono in corsa le trevigiane sul 15-14. Si procede punto a punto fin sul 18-17. Asolo alterna attacchi efficaci con Favaro e Gatto ad errori gratuiti in battuta. Una serie di conclusioni errate di Bazzacco e Panazzolo lancia Jesolo sul 21-17. Le ospiti perdono colpi in ricezione in prima linea. La Gatto è murata. La talentuosa Polesel si improvvisa attaccante andando a segno da posto 2. Asolo smette di giocare, uno svarione della Favaro regala il 24esimo punto all'Union che fa su il secondo set per 25-19 con l'attacco vincente dell'ottima Bars. Coach Favero dà fiducia ad Emanuela Rubin per la Favaro, confermando l'alzatrice Irene Dussin già subentrata alla Simonetti nel finale del terzo parziale. Impetuosa ripartenza dell'Union, che manda in tilt la ricezione asolana con le battute di Dei Rossi e Polesel. Blocchi i martelli trevigiani, colpisce a ripetizione con Bars e con la centrale Montagnier, volando sul 10-2. Le tuttonere ricominciano a ricevere male, innervosite da una serie di invasioni fischiate dall'arbitro. Ci scappa anche un giallo per proteste a coach Pavoncelli. Spinto dalla portentosa Gatto, Asolo riduce il gap punto su punto azzerandolo sul 13 pari. La ricezione jesolana è in affanno, la Polesel sbaglia più di un'alzata, le attaccanti faticano a metter giù palla. Cristiano Pavoncelli dà il giro alla panchina senza risultati apprezzabili. Il servizio della Gatto getta lo scompiglio nella seconda linea avversaria. Jesolo non riesce ad attaccare subendo le conclusioni di Andreatta e Panazzolo che lanciano le ospiti sul 21-14. Le locali non mollano producendo una veemente quanto inaspettata reazione grazie alle ficcanti battute della Polesel mirate sulla Rubin che sbaglia più volte. Rientra la Favaro per la Panazzolo. L'Union si fa sotto sul 23-22, ma nella fase cruciale risultano fatali il servizio fuori della Polesel e l'ingenua infrazione in palleggio della Montagnier, che si riscatta parzialmente firmando il punto del 24-23. Asolo però non fallisce l'attacco decisivo, aggiudicandosi il terzo set con diagonale vincente di Sonia Gatto. Le tuttonere sembrano non patire il contraccolpo psicologico riuscendo a staccare le ospiti sul 4-0, complici alcuni evidenti errori del giovane libero Federica Cecchin. Ci pensano però Gatto e Favaro a far ripartire Asolo, che rientra sul 6 pari. Le jesolane faticano in attacco, dove manca una valida alternativa alla generosa Bars, visto il deludente rendimento di Costantini e Carnio. L'Union resta in gara fino al 9 pari, poi le trevigiane prendono decisamente il sopravvento grazie all'ottimo servizio in jump float di Erika Maggiotto, che bersaglia la Carnio costringendola più volte all'errore. Al suo posto entra Elisa Muzzupappa, ma la Maggiotto le riserva lo stesso trattamento, poi le asolane dilagano con le battute della Dussin mirate sulla Costantini, staccando pesantemente le locali sul 21-10. Il finale è un monologo di Asolo che va a segno con Susanna Favaro, conquistando il match point con la pipe vincente di Sonia Gatto.
Considerato la vittoria di stasera e guardando un po' le ultime partite di campionato, sappiamo che dobbiamo lottare per arrivare almeno verso la terza e quarta posizione. È il nostro obiettivo in quanto non ci adagiamo a una metà classifica. Speriamo che con il nuovo lavoro importante che facciamo in palestra il risultato arrivi. Il nostro obiettivo in stagione è salvarci, però con le nostre qualità e giocandoci tutte le partite. Quindi non, come dice il nostro allenatore, da giovani e stupidi che ci salviamo perché appunto siamo giovani. Come si è visto, la nostra qualità è sappiamo giocare, i nostri punti deboli sono la ricezione, come si è visto, che stiamo comunque migliorando. Abbiamo ancora da migliorare, stiamo lavorando duro in palestra e speriamo di continuare così, anche per avere delle vittorie in Under 18, insomma, che è molto importante per noi. Purtroppo abbiamo ancora dei limiti caratteriali che poi diventano anche tecnici nel momento in cui l'avversario ci dà un po' di pressione in ricezione oppure su delle rigiocate, sulle difese, queste cose qua. Secondo me più che il terzo è stato determinante il primo set perché l'abbiamo affrontato male, quindi siamo entrati in partita sempre rincorrendo, dovendo andare a cercare delle soluzioni sull'avversario e dando all'avversario sempre delle possibilità di riscatto. Poi chiaro, se parti 10-2 e ti trovi 20-10 su dei filotti di ricezione, quando non c'è gioco non ci sono più soluzioni. Essendo questa un Under 18 che gioca in Serie C e con una 16 che gioca in Serie D, cerchiamo di andare avanti con il nostro programma e riuscire poi nei settori giovanili ad essere più competitivi. Seguendo con la nostra filosofia giovanile, quest'estate ci sarà un camp molto importante a Jesolo, organizzato con la federazione provinciale, nella quale avremo anche dei testimonial importanti che ci faranno da cornice.